328 poltrone deserte, immerse nel buio della sala fredda, tutto conferisce un senso di sospensione e attesa, compresa la locandina che riporta le date dell'unica parentesi autunnale di riapertura al pubblico. Siamo al Cinema Teatro Farinelli di Este, chiuso da quasi un anno, colpito dalle misure restrittive adottate per arginare la pandemia, come tutti i luoghi della cultura e dello spettacolo. Un impoverimento dello spirito, ci spiega il gestore, che potrebbe avere strascichi anche in termini di perdita d'abitudine. Io penso che si riaprirà a fine marzo, però bisogna vedere l'affluenza come sarà, non so se la gente verrà ancora, sicuramente si entra sempre con i posti alternati, però bisogna vedere l'affluenza, se la gente ritorna al cinema oppure se... Ma non solo, anche chi di teatro si nutre, seppur non facendolo per mestiere, guidando una cooperativa che in anni normali conta su un calendario di 20 spettacoli del repertorio storico veneto, vive nell'attesa che qualcosa si muova. Il rapporto col pubblico attraverso i canali social, ovviamente, quel minimo, il target del nostro pubblico tradizionale che non è nativo digitale fa un po' fatica, ma ugualmente coltiviamo questa comunicazione. L'attività artistica invece è ferma di fatto. Oltre all'attività artistica della compagnia centenaria del Teatro Veneto Città d'Este, c'è anche quella relativa alla gestione del teatro dei filodrammatici. Per la gestione del teatro noi abbiamo una posizione di carattere economico che ci ha permesso di beneficiare per fortuna dei ristori per sostenere le spese, le utenze, le spese fisse dello stabile e della contabilità del gruppo. Dal punto di vista artistico invece le entrate per le uscite artistiche non ci sono più e quindi siamo in attesa di poter recuperare con la stagione nuova estiva.